Buongiorno da Chioggia, presentati 5 bandi a sostegno del commercio in città. Prosegue l'impegno dell'amministrazione Armelao a sostegno del comparto del commercio. Oggi, nel corso di una conferenza stampa in municipio, sono stati presentati 5 progetti che il Comune sta per mettere a terra con l'obiettivo di rivitalizzare il comparto. Alla conferenza stampa erano presenti anche Michele Tiozzo, dirigente settore commercio comune di Chioggia, e Michele Raisi, Confesercenti Venezia Rovigo. Ai nostri microfoni il vice sindaco, nonché assessore al commercio di Chioggia Daniele Tiozzo Brasiola e Alessandro Darè, presidente Ascom Confcommercio. Certo, allora diciamo che grazie agli ottimi rapporti che ci sono con le associazioni di categoria del commercio sul territorio abbiamo potuto recepire quelle che sono le principali necessità delle attività e adoperarci per vedere quanto più possibile di dare ossigeno ed incentivare l'attività imprenditoriale. Abbiamo colto l'occasione oggi per fare una conferenza stampa per dare evidenza dei 5 bandi che usciranno nell'arco di un mese e 4 dei quali sono parte di quel progetto che abbiamo presentato ed è stato finanziato nel 2022 in merito ai distretti del commercio e che daranno la possibilità di ottenere dei finanziamenti a fronte del 50%, nella misura del 50% dell'investimento fatto in merito all'efficientamento energetico, alla digitalizzazione, all'apertura dei locali sfitti e tra l'altro andremo a presentare anche un bando che abbiamo presentato già l'anno scorso ma sul quale crediamo molto, che dà la possibilità di trovare dei partner, che cerca la possibilità più che altro di trovare dei partner che esercitando l'attività di commercio ambulante nei parchi pubblici, commercio alimentare, somministrazione di cibi e bevande stiamo parlando, e diano la possibilità di avere un presidio fisso all'interno dei parchi e allo stesso tempo all'ente comunale di abbattere quei costi che sosteniamo per l'apertura, chiusura e pulizia degli stessi. Che impressione le dà il commercio in questo momento a Chioggia? Ricordando appunto che Chioggia commercialmente è una città molto importante, forse la più importante del fronte Romea. Se parliamo di somministrazione di cibo e bevande possiamo solo che essere soddisfatti. Il nostro territorio offre un'ampia offerta enogastronomica, ne è la testimonianza la rinascita di Rivavena che fino a qualche anno fa era quasi completamente chiusa ed oggi invece si fa fatica a trovare un negozio sfitto. Allo stesso tempo vediamo che anche in Corso del Popolo il preoccupante fenomeno che c'era relativo alle chiusure delle attività nel periodo Covid o subito post-Covid si sta un po' attenuando e vediamo che delle riaperture che lasciano sicuramente sperare bene per il futuro. Presidente, siamo dopo la conferenza stampa, presentati i bandi, grosse opportunità penso anche per merito di questi bandi per i commercianti, però a lei dobbiamo chiedere com'è la situazione del commercio e delle attività commerciali nella sua città. Beh, guarda, ultimamente c'è un attimo di stallo perché storicamente un paio di settimane prima di Pasqua c'è sempre un po' di calma apparente, ma perché è oggettivo che ogni anno succede così. Sicuramente ci sono grandi aspettative, abbiamo avuto un inverno abbastanza buono, sinceramente dal punto di vista commerciale, sia come food e non food, e abbiamo delle grandi aspettative per l'estate perché se i segnali sono quelli di queste ultime 2 fine settimana sono più che positivi. Secondo lei le criticità più importanti e da superare per i commercianti, ma non solamente di Chioggia ma dei commercianti a livello anche nazionale, quali sono? Ma per Chioggia principalmente sono i parcheggi sicuramente e un po' in tutto il territorio nazionale anche, per carità. Dopo ogni città ha la sua caratteristica, la sua peculiarità, ci sono città che ormai purtroppo per una serie di viabilità fatte un po' male, fatte in una maniera non consona al commercio, l'hanno resa un po' desertica, indubbiamente fuori di qua. Ecco perché si sta lavorando molto anche sulla ZTL qui a Chioggia. Bisogna creare parcheggi, bisogna creare città attraenti, bisogna creare città accoglienti
e qui da noi abbiamo tanto da fare e ci stiamo dando da fare. Che opportunità stanno dando le crociere che stanno arrivando? Si parla di 50.000 turisti veramente, perché sicuramente non è la risoluzione di tutti i mali del commercio della città, però è un grande aiuto prima di tutto dal punto di vista anche di immagine, perché abbiamo navi e compagnie navali che stanno venendo con navi di lusso, e quindi c'è un target alto di persone che vengono a visitare Chioggia. Il fatto stesso che si fermano 3 giorni e non fanno toccata e fuga, bene o male tutta la gente viene a visitare Chioggia. E sicuramente non ci risolve il problema, però ci aiuta a far conoscere la città, e magari uno il prossimo anno decide di venire in vacanza qui da noi. Anche qui sta a noi creare le opportunità e gli avvenimenti e gli eventi perché la gente, i turisti che vengono da oltreoceano conoscano la nostra città. So che c'è stata la richiesta anche di una compagnia di avere l'opportunità di avere una persona a bordo un giorno sul transito che fanno dall'ex Jugoslavia a Chioggia, per spiegare in nave le caratteristiche di Chioggia e di cosa visitare. Anche questa è un'opportunità.